Siamo giunti alla 32esima edizione del Premio Letterario Giuseppe Cerbi, che ogni anno ci porta a esplorare un nuovo contesto e una nuova letteratura straniera. Dopo aver esplorato i paesi del Nord Europa e dell'Europa dell'Est, quest'anno giungiamo per la prima volta in Albania, un paese che ha moltissimi legami, sia culturali, diplomatici, storici e religiosi, con l'Italia. È nota infatti la grande percentuale appunto di migranti e di migrazione che ha portato molti italiani all'estero e molti albanesi in Italia. Da qui è iniziata una lunga serie di studi e quest'anno nel nostro premio abbiamo voluto focalizzare la nostra attenzione appunto sulla letteratura contemporanea. Abbiamo dedicato appunto una prima fase a una selezione di moltissimi romanzi tradotti in italiano da proporre all'attenzione dei nostri lettori. Siamo partiti da circa 30 romanzi per giungere oggi alla presentazione di 3. Pur essendo così vicina, è rimasta lontana nel nostro immaginario, è rimasta lontana anche dalla nostra conoscenza, almeno fino a 30 anni fa, non per colpa nostra, ma per colpa del regime che si è instaurato in quel paese quando sono stati cacciati i nazisti e i fascisti. Né gli albanesi potevano uscire dal paese perché sarebbe stato percepito come un atto di tradimento nei confronti della patria, né gli occidentali potevano entrare in Albania perché appunto era vietato l'ingresso ai paesi non allineati, non comunisti, ma l'Albania si è isolata, quindi non aveva paesi amici. Qui abbiamo appunto romanzi molto diversi che vogliono dare il quanto possibile appunto uno sguardo più ampio della cultura del paese. Abbiamo Tom Kuka con il romanzo Flama, un romanzo dai toni apocalittici che ci presenta uno scenario a volte dai tratti inquietanti di una terribile calamità che colpisce le persone del posto, ma in questa calamità si integrano e si legano gli aspetti legati alla cultura popolare, alle tradizioni, alle leggende e ai miti. Il secondo romanzo è di Anilda Ibrahimi, Volevo essere Madame Bovary, un romanzo dai toni invece molto diversi riguardanti il tema della figura femminile, sulla base di alcune eroine dei romanzi del passato, da cui il titolo Volevo essere Madame Bovary, ha tantissimi excursus letterari appunto sulla figura della protagonista e sul ruolo della donna di oggi, che non vuole essere assoggettata semplicemente al ruolo dell'uomo. Terzo romanzo in concorso, La piramide degli spiriti di Virgil Mucci. Un romanzo che ci propone e ripercorre le vicende di questo personaggio che è illuso e poi disilluso di un'Albania del presente, delle tante sfide anche a livello economico, politico e sociale che un protagonista doveva affrontare nel corso del romanzo. A proposito dell'Albania, io voglio ricordare che grazie alla traduzione anni fa fu pubblicato un libro sulla lirica popolare albanese, un libro cioè che rispecchia l'anima e lo spirito, gli ideali del popolo albanese dentro e fuori i suoi confini geografici. Ci sono naturalmente anche cose in italiano, ma adesso è troppo lungo, non posso dirvelo, ma ci sono proprio degli epos popolari che avevano la possibilità di usare Montenegro, Albania, Bulgaria e Grecia soprattutto, per scatenare l'immaginazione. Questa, dicevo, è la prima tappa del premio Cerbi, quindi la seconda sarà ai primi di luglio, quando si terrà luogo la proclamazione del vincitore. I lettori potranno esprimere una preferenza e quindi vedremo poi la motivazione dei giurati scientifici e popolari per dichiarare il vincitore. Per concludere, l'ultima tappa sarà appunto a novembre, quando finalmente il vincitore o la vincitrice di questo premio saranno ospiti a Castel Goffredo e potranno appunto conoscere i nostri lettori e anche gli studenti delle scuole del circondario del territorio, perché ricordiamo che il premio Cerbi è dedicato alle scuole, agli studenti, a tutti i lettori e in particolare ai più piccoli, ai ragazzi della scuola primaria di primo grado, di secondo grado di Castel Goffredo, Asola, Montichiari e Mantova. Buona lettura a tutti, grazie.